buonasera, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. No alla riapertura delle indagini per la morte di Viviana Parisi e del figlio Gioele. La procura di Patti rigetta l'istanza presentata dal marito della DJ. I corpi senza vita furono trovati nelle campagne di Caronia nell'agosto del 2020. A Messina sequestro da 30 milioni a 2 avvocati che aiutavano il clan Santa Paola Ercolano a riciclare e occultare capitali illeciti. A Siracusa 4 arresti e 26 indagati appartenenti a un'associazione di stampo mafioso radicata nel centro storico di Ortigia. Sicilia nella morsa del grande caldo. A Lentini un agricoltore è stato trovato morto nei campi. A Messina l'ASP lancia una guida per affrontare le alte temperature. Il primo weekend di luglio è da bollino rosso anche sulle strade e autostrade. Palermo violenta, gli albergatori forniscono ai turisti un vademecum per girare in centro. Niente collanine e bracciali e attenzione agli spacciatori e c'è chi continua a chiedere l'esercito. Catania tra il barocco e l'incuria, fuori dall'aeroporto di Fontanarossa buche e strade dissestate, un biglietto da visita poco edificante per una città a vocazione turistica. Sal Da Vinci si racconta ai nostri microfoni, il cantante napoletano festeggia i 40 anni di carriera con un tour estivo che arriva anche in Sicilia. Calciomercato, il Catania saluta Inglese. L'attaccante ha firmato con la Salernitana un contratto di 1 anno più opzione. A Palermo si complica la trattativa per Elia. Ancora ben trovati. In primo piano, lo avete sentito, la tragedia della morte di Viviana Parisi e del figlio Gioele, trovati senza vita nell'agosto del 2020 nelle campagne di Caronia. Il marito Daniele Mondello ha presentato istanza di riapertura delle indagini, ma la procura di Patti l'ha rigettata. Francesco Triolo. Non ci sarà una nuova indagine sulla morte di Viviana Parisi e del piccolo Gioele Mondello, mamma e figlio scomparsi tragicamente nell'agosto del 2020 nelle campagne di Caronia e ritrovati a distanza di giorni. È stata infatti rigettata dal procuratore capo di Patti Angelo Cavallo l'istanza presentata dal marito di Viviana e padre di Gioele Daniele Mondello, una vicenda drammatica che divenne di interesse nazionale. Daniele Mondello non si è mai rassegnato alla tesi del suicidio della donna dopo la morte del bambino e per questo era tornato a chiedere la riapertura delle indagini, sostenuto dal suo nuovo legale, l'avvocato Francesco Mazza del Foro di Roma, che aveva presentato alcune risultanze negli ultimi anni di un team di esperti. Era il 3 agosto del 2020, poco dopo mezzogiorno, quando la 43enne di Venetica e il figlioletto di appena 4 anni furono visti abbandonare a piedi l'autostrada, dove l'auto condotta dalla donna era rimasta coinvolta in uno scontro con un furgone, perdendosi nelle campagne in cui l'8 agosto fu rinvenuto il cadavere di Viviana e il 19 quello di Gioele. Nel novembre del 2021 il GIP del Tribunale di Patti, concordando con la procura, chiuse l'inchiesta catalogandola come suicidio della donna. La Guardia di Finanza di Messina ha sequestrato beni per 30 milioni di euro tra immobili e aziende a 2 avvocati che avrebbero messo a disposizione le proprie competenze professionali a favore di esponenti della criminalità organizzata collegata al clan Santa Paola Ercolano. Tonino De Mana. Beni per oltre 30 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Messina a 2 professionisti infedeli, un ex avvocato originario di Messina attualmente affidato in prova ai servizi sociali e ad un legale di Vibo Valentia. Le indagini hanno fatto emergere fin da subito il ruolo di rilievo svolto dall'ex avvocato che per anni avrebbe messo a disposizione le proprie competenze professionali a favore di esponenti della criminalità organizzata collegata al clan Santa Paola Ercolano. Proprio l'attività illecita avrebbe permesso di accumulare ingenti somme di denaro. La pericolosità sociale risulta chiara dalle evidenze giudiziarie emerse nell'indagine beta risalente al 2013 e condotta dalla Procura di Messina. L'avvocato, successivamente radiato dall'albo, ha assicurato nel tempo all'associazione mafiosa un'assistenza tecnico-legale completa, partecipando anche alla commissione di alcuni reati. In aggiunta, è stato possibile ricostruire il profilo di pericolosità di un altro soggetto coinvolto nell'operazione default ed accusato di bancarotta, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, riciclaggio, falso ideologico e appropriazione indebita. Tra i beni sequestrati anche un tipico podere nobiliare immerso nel verde della Toscana, composto da una casa colonica ed abbellito da una pregevole cappella sconsacrata. L'immobile sarebbe appartenuto alla famiglia Chigi.
Le mani del clan Bottaro Attanasio invece finivano sui servizi per i turisti a Ortigia. 4 persone sono in carcere e 26 sono indagate. Pizzo a tappeto anche agli Ape Calessini. Francesco Aloi. Ortigia era diventata cosa loro: estorsioni, violenze, armi. Volevano imporsi su tutto, puntando soprattutto al settore del turismo. Carabinieri e guardie di finanza hanno arrestato 4 persone, ritenute legate a un'associazione di stampo mafioso che aveva fatto del centro storico di Siracusa il suo quartier generale. 26 gli indagati. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, sono partite nel 2021. Al vertice del gruppo criminale Orazio Scarso, figura di spicco del clan Bottaro Attanasio, che avrebbe esercitato il controllo del territorio attraverso lesioni personali aggravate, estorsioni e rapine, per acquisire la gestione di alcune attività. Obiettivo erano anche gli autisti dei calessini turistici, costretti a pagare il pizzo. Sequestrati quasi 40.000 euro in denaro contante, hashish e cocaina. Numerosi gli episodi caratterizzati da una violenza estrema, che sarebbe stata perpetrata anche in presenza di donne e minori. Nel siracusano i carabinieri di Cassaro e di Noto hanno arrestato per tentato omicidio un uomo di 52 anni che al culmine di una lite ha ferito esplodendo 2 colpi di pistola contro un uomo di 74 anni. La vittima ha riportato lesioni ad un occhio e a una spalla guaribili in 15 giorni. Arresti domiciliari invece per un imprenditore palermitano accusato di caporalato in 2 società, oltre a quella da lui formalmente amministrata, con 11 punti vendita attivi nel commercio di vari prodotti, dal vestiario ad articoli di elettronica dislocati tra Carini, Partinico, Alcamo e Castellammare del Golfo. Gli operai venivano pagati 2 euro l'ora e venivano sorvegliati con le telecamere. I dipendenti inoltre, pur essendo formalmente assunti con dei contratti part-time, sarebbero stati costretti a lavorare full-time. Ferie e riposi non venivano concessi. All'indagato sono stati sequestrati 100.000 euro, pari al profitto del reato. Adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo del grande caldo, temperature roventi in alcune zone della Sicilia e traffico in aumento. Il primo weekend di luglio è da bollino rosso su strade e autostrade. Sentiamo. Tra caldo e voglia di vacanza, alle porte c'è il primo weekend di luglio, le temperature sono in aumento e prosegue l'allerta in Sicilia. La protezione civile regionale ha confermato anche per oggi e domani il rischio di ondate di calore di livello 3 con codice rosso per Palermo. Le temperature percepite raggiungeranno i 36 gradi, allerta gialla nel resto della Sicilia con temperature tra i 35 e i 37 gradi a Catania e Messina. A Lentini incontrata a Serravalle un pensionato ex agricoltore, Francesco Di Stefano, 58 anni, di Palagonia, è morto nel suo podere forse per un infarto dovuto al caldo. Il cadavere è stato trovato stamattina da alcuni agricoltori che hanno dato l'allarme. Tornano quindi utili le raccomandazioni, soprattutto per anziani e fragili. A Messina oggi l'ASP ha presentato la guida ai servizi per affrontare il caldo estivo. In caso di malessere, di nausea, senso di vomito, stanchezza, che può arrivare fino alla perdita di coscienza, distendere la persona alzando le gambe rispetto al corpo, allertare eventualmente il 118 e fare delle spugnature con acqua fredda a livello del collo, della fronte, dei polsi. È anche il primo weekend considerato da bollino rosso per il traffico sulle strade e autostrade italiane, quelle siciliane naturalmente non fanno eccezione. Sia ANAS che consorzi autostrade hanno lavorato per sospendere i cantieri che si trovano sulle arterie più trafficate. In particolare tornano pienamente percorribili entrambe le carreggiate nel tratto tra Bagheria e Casteldaccia, sia in direzione Palermo sia in direzione Catania sulla A19, un'accelerazione nei lavori che punta a favorire gli spostamenti in occasione dell'esodo. Tolto anche il doppio senso di circolazione sulla A18 all'altezza di Scaletta, dove si viaggia comunque ad una corsia. Traffico chiuso sino al 18 luglio invece sulla tangenziale di Messina dalle 22 alle 6 del mattino tra gli svincoli di Messina Centro e Boccetta. Seppure negli ultimi anni il turismo di prossimità è andato aumentando, non si registrano invece grandi attese agli imbarchi dei traghetti privati. E per sopravvivere a queste alte temperature ognuno propone le sue soluzioni. Sentiamo quali nel servizio di Desiree Ferlito.
Con l'arrivo dell'estate la Sicilia si trasforma in un forno, temperature roventi, in città non si trova ristoro neanche all'ombra. Le soluzioni degli esperti sono già note: bere molta acqua, non uscire nelle ore più calde, prediligere cibi leggeri. Ma per resistere alle alte temperature si fa avanti la sopravvivenza dei catanesi, ognuno con le sue soluzioni. Lei cosa consiglia per il caldo? Ma che consiglio? Mi sta tutti a casa e è meglio cosa, no? Ma si può stare sempre a casa, si deve lavorare purtroppo e noi dobbiamo soffrire. Di andare a mare, allora a casa con una bella aria condizionata, un po' di frutta fresca, un'insalata e tutto a posto. Poi dormire. Se la sta rinfrescando? Sì, un pochettino sì. Stare a riposare. Un bel salsa al limone con aggiunta di sale. Vanno fatto i calamari o polipo arrostito. La frittura, diciamo, non è esattamente indicata. Non è più forte. Che peggiorerà lo sappiamo già, che arriveremo a sfiorare o superare i 40 gradi pure. Anche le minime notturne aumenteranno ulteriormente, rimanendo oltre 20 gradi, determinando le cosiddette notti tropicali, o notti siciliane per meglio dire. La granita come rimedio al caldo, signora? Sì, certo, sicuramente, sempre. Io preferisco la granita al pranzo. Per difendersi dal caldo siciliano basta avere buonsenso. La Sicilia d'altronde è notoriamente amata anche per la bella stagione quasi perenne. A Palermo è ancora allarme violenza. Abbiamo intervistato la dipendente di un noto albergo cittadino che ci ha detto ai turisti: raccomandiamo di uscire senza collanine e di stare attenti a scippi e rapine. Ci vuole l'esercito. Marco Gullà. I turisti devono essere avvertiti di non poter usare una collanina, di non poter utilizzare il telefonino, di non poter utilizzare le carte di credito perché vengono scippati, malmenati, perseguiti. C'è una cosa veramente impossibile. Questa donna, che preferisce non essere ripresa, lavora in un noto albergo di Palermo. Il vademecum per i turisti è preoccupante, soprattutto perché l'escalation di aggressioni a chi viene a visitare la città sta macchiando l'immagine di Palermo. La bucceria diventa nucleo insidioso e pericoloso. Ultimamente, proprio nel vecchio mercato storico del capoluogo, sono stati picchiati e terrorizzati turisti portoghesi e canadesi. E allora, quale può essere la soluzione? È necessario, a mio avviso, che venga utilizzato l'esercito, come è stato nel periodo di caldissimo in cui abbiamo avuto l'esercito. È necessario l'esercito per poter garantire ai nostri ospiti di stare sereni. La situazione credo che stia sfuggendo di mano fino a quando il prefetto non cercherà in qualche modo di sensibilizzare il ministro dell'Interno per garantire più sicurezza, più prevenzione, più legalità su Palermo. Noi continueremo a svegliarci la mattina e a leggere sui quotidiani le aggressioni ai turisti, le spaccate, gli scippi e le rapine. E nelle vicinanze la situazione non migliora, con molti residenti che hanno inviato una lettera al prefetto per denunciare la mancata sicurezza. Infatti vedere la borsa così e sto molto attenta, ma non da ora, da sempre, perché Palermo è sempre stata così. Cammino, esco così, quando sono sola esco di mattina. E di pomeriggio non esco più come una volta, che mi ritiravo anche alle 10 di sera. Ormai è impossibile? No, ormai almeno per me è impossibile. Abbiamo necessità chiaramente di avere una protezione, una cautela per questa città. Disastrate e rattoppate. Le strade da e per l'aeroporto di Catania sono un biglietto da visita non certo edificante. Tanti i pericoli e con l'estate incombe anche un altro rischio, quello degli incendi. Disastrate, rattoppate ed invase di erbacce che a volte invadono la carreggiata, rendendo pericoloso il transito dei mezzi. Le strade da e per l'aeroporto Fontana Rossa rappresentano un biglietto da visita non certo edificante. Da qualsiasi prospettiva lo scenario è desolante. Prendete per esempio la prosecuzione di Corso Indipendenza verso l'asse dei servizi, con enormi arbusti a ridosso della strada che ricoprono addirittura il guardrail. Vegetazione spontanea e domanda spontanea: perché non si interviene? Da queste parti, complici il caldo e l'erba secca, il rischio incendi è elevato, ma evidentemente prevenzione e prudenza non abitano qui. E che dire della martoriata via San Giuseppe l'Arena, che periodicamente si trasforma in una selva. Ci siamo spesso occupati della pericolosità di questa curva e siamo costretti a ritornare a denunciare lo stato d'abbandono. Sono tante le segnalazioni al numero di WhatsApp 342 74 55005, richieste di intervento che arrivano anche nel tratto di rettilineo antistante Maristaeli, dove la
strada è piena di buche ed avvallamenti che, specie nelle ore serali, rischiano di creare brutti scherzi ad automobilisti e motociclisti. Cola a brodo anche la via Priolo sopraelevata che, per intenderci, collega l'aeroporto di Catania con il porto. Buche e rattoppi sono in bella mostra, facendo sobbalzare, non certo di gioia, chi arriva in città. Per tutti, benvenuti a Catania. E ad Agrigento è lotta agli incivili. I carabinieri hanno notificato a 9 agrigentini 9 decreti penali di condanna in quanto ritenuti responsabili di abbandono incontrollato di rifiuti in aree comunali non autorizzate. Le indagini si sono protratte per circa 4 settimane, durante le quali sono state utilizzate alcune telecamere nascoste e vediamo appunto alcune immagini che sono appunto state scattate. I 9 cittadini sono stati condannati e sanzionati. Le sanzioni sono comprese tra i 2.000 e i 3.000 euro, a cui si aggiungono gli oneri per la bonifica e il ripristino ambientale appunto delle aree inquinate. E adesso la politica regionale, clima sempre più teso in Sicilia attorno a Fratelli d'Italia, il partito della Premier, ma anche dei 2 principali indagati nell'inchiesta della Procura di Palermo per corruzione. Stiamo parlando del presidente dell'Ars Gaetano Galvagno e l'assessore al turismo Elvira Mata. Manlio Viola. I messaggini e i promemoria contenuti nel telefonino di Sabrina De Capitani, ex portavoce del presidente dell'Ast Gaetano Galvagno, sono la nuova frontiera dell'inchiesta per corruzione che la Procura di Palermo sta conducendo sui fondi dell'Ars e su quelli della Regione relativi al turismo e alla cultura. La Procura li ha acquisiti dopo il sequestro del telefono, del quale si apprende soltanto adesso. È l'ennesima puntata di una fuga di notizie periodica e senza soluzione di continuità relativa a un'indagine ancora in corso e ancora priva di provvedimenti di qualsiasi natura. Un'inchiesta che continua a snocciolare i propri risultati più sulla stampa che nelle aule di tribunale, ma che porta a conseguenze politiche ormai palesemente inevitabili. C'è un clima avvelenato intorno a Fratelli d'Italia in Sicilia, al punto che il partito decide di spostare a Roma il convegno nei giorni del ricordo di Paolo Borsellino. L'anniversario della bomba di Via D'Amelio, il 33esimo, cade fra qualche giorno, il 19 luglio, ma a Palermo quello che era il partito del magistrato assassinato lo ricorderà soltanto con la tradizionale fiaccolata serale. Intanto alla Regione c'è un nuovo fronte di scontro in giunta regionale. Il presidente Renato Schifani chiede conto e ragione proprio all'assessore Elvira Mata, indagata insieme al presidente Galvagno, del perché sia stata esclusa dai finanziamenti della Film Commission la fiction Rai sulla vita di Biagio Conte. Un grave errore per il presidente siciliano, che annuncia di essere pronto a mettere i fondi nella manovra bis che dovrà andare in discussione a breve. Da quella manovra, infatti, il governatore è pronto a cassare e riposizionare circa 80 milioni di euro, anche se la cancellazione di ogni mancetta rischia di far crescere i malumori. E adesso la musica, forte del successo strepitoso di Rossetto e Caffè. Salda Vinci si prepara a salutare la Sicilia con Stasera che sera, lo show che toccherà Palermo e Catania. Roberta Lunghi. Una canzone dalla forza dirompente che dopo un anno dall'uscita continua a collezionare numeri con oltre 120 milioni di streaming, 2 dischi di platino, un videoclip che ha dominato per mesi le classifiche italiane su YouTube. Per Salda Vinci l'effetto Rossetto e Caffè continua. No, io la amo perché mi ha dato anche la possibilità di poter entrare nel cuore di tanti ragazzi che magari non seguivano la mia musica. Momento d'oro che arriva ai 40 anni di carriera, festeggiati con un tour estivo che arriverà anche in Sicilia. A Palermo il 26 luglio al Teatro di Verdura e a Catania il 27 luglio alla Villa Bellini. Le tappe di Stasera che sera, che si preannuncia come uno show a 360 gradi. Finalmente io torno in Sicilia e realizzo un grande sogno, quello di portare un mio show, uno show che mi rappresenta e naturalmente il viaggio delle mie canzoni e non solo, perché io non canterò solo le mie canzoni, ma non vi posso raccontare altro. In Sicilia, lo dice chiaro, si sentirà a casa. È come vedere gli stessi colori della mia terra, ci somigliamo tantissimo anche nelle cose che facciamo, nei nostri pensieri, ci apparteniamo.
Ci fermiamo per una breve pausa, ritorniamo tra poco con lo sport, partiamo dalle ultime di calciomercato. Vi aspetto. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale. Adesso il mercato delle siciliane, il Catania perde Inglese, l'attaccante ha firmato con la Salernitana. A Palermo invece, in attesa di Augello e Palumbo, si fa in salita la trattativa per Elia. Ma ci dice tutto Marco Carli. L'idillio fra Pippo Inzaghi e il Palermo prosegue anche a giorni dalla sua presentazione. Ai canali ufficiali del club ha parlato di impatto bellissimo con la città. L'allenatore ha detto e raccontato dell'atmosfera a suo dire esaltante e dell'augurio di sentirsi all'altezza. L'obiettivo, è risaputo, è quello di fare meglio dell'anno scorso e lottare per la A. In casa Catania finisce come i tifosi non volevano la vicenda inglese. L'attaccante infatti è stato ufficializzato dalla Salernitana. Il calciatore, si legge nella nota del club, appena retrocesso in C, libero da contratto, ha firmato con i Granata fino al 30 giugno 2026 con rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni. Un'operazione su cui ha inciso la regia del DS Daniele Faggiano, ex rossazzurro e colui che ha scommesso su Inglese nella passata stagione. In panchina l'Arechi troverà Raffaele, tecnico che è andato vicino alla promozione lo scorso anno col Cerignola. Non è riuscita dunque la mossa del Catania, che aveva formulato un'offerta al giocatore per prolungare il rapporto. Adesso bisognerà rivoluzionare l'attacco, che era stato il reparto che, tranne appunto per Inglese, non si era dimostrato all'altezza nella stagione scorsa. In casa Siracusa sarebbe sempre più vicino l'ingaggio di Laneri come DS e l'ufficializzazione insieme alla firma potrebbe arrivare nei primi giorni della prossima settimana. E nelle ultime ore invece il Trapani ha perfezionato anche l'ingaggio del difensore Maxime Giron del Crotone. Adesso parliamo di pallavolo, una nuova opportunità per il volley catanese. La Saturnia diventa progetto Sud e continuerà a recitare da protagonista in A2. Sentiamo. Da una difficoltà nasce un'opportunità, che può essere anche importante. La Saturnia rischiava di non poter proseguire nel percorso di vertice del panorama pallavolistico italiano. C'era la possibilità di trasferire il titolo alla Franco Tigano Palmi, club calabrese, ma questioni burocratiche hanno fatto cambiare programmi e percorrere appunto nuove opportunità. Proseguire insieme il progetto sportivo catanese, continuando a tenerlo radicato nel territorio con un nome che fa capire le intenzioni: Sviluppo Sud Catania. È una decisione non sofferta, una decisione che parte dalla consapevolezza di trovarci in una città che ha una storia pallavolistica importante e che soprattutto ha un tessuto sociale ed economico che permette il raggiungimento di qualsiasi obiettivo. Scegliere Catania come sede di un progetto sportivo che quest'anno vedrà la nostra realtà sportiva portare avanti un discorso che abbiamo iniziato 5 anni fa, grazie al supporto fondamentale del Presidente Carbone e della società che lui rappresenta, che è la Franco Tigano Palmi, vuol dire tanto. La squadra, già costruita dal DS Massimo Donofrio e affidata alla guida del tecnico Paolo Montagnani, avrà ambizioni importanti. Le svela il Presidente dopo aver confermato che i colori resteranno il rosso-azzurro con l'elefante catanese come simbolo. L'obiettivo stagionale è? Sicuramente quello di andare ai playoff, non me lo nascondo, salvarci e fare una puntatina tra le 8 squadre che parteciperanno alla fase finale del campionato di A2. Poi, ripeto, non mettiamo mai limiti alla provvidenza. Una pausa, tra poco le ultime notizie. Non ci sono aggiornamenti, ci fermiamo qui. Questa edizione del TG Sicilia termina così, allora grazie per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.